dei morti. Quanto sono buone le fave dei morti. Quanto sono buone le fave dei morti. La tradizione. Le fave dei morti me le fanno impazzire. E non le prendo solo. Alle guide è immancabile. Ma poi in altri due posti, da Mondi e a Viale Somalia. Snaps. Le fave dei morti in sebato. La fave dei morti non deve fare crack, deve fare nicchia. Perché sono un po' di pasta alle mandorle, però c'è qualcuno che le cuoce troppo, le cucina troppo, devono stare quel tempo giusto, io non lo so quant'è. Fatto stare che le fave dei morti delle guide. Sì, grazie. Sono come l'acqua del Brojob, in sebato. Vengono fatte sempre una volta l'anno. E le lezioni sono importanti, io le prendo in 3 posti, tanto per non perdere peso, nei posti dove mi piacciono di più, dove sto male, vivo la vita, tutta la vita, fatta con per dei morti, non perdo peso, ho fatto una fatica a mettere a sta panza, la devo mantenere.